La Genesi recita: «Non è bene che l'uomo sia solo. Facciamogli un aiuto simile a lui». E come illustrato nella miniatura della Bible de Saint del XIV secolo, con la costola che aveva tolto ad Adamo, formò la donna. La teoria darwiniana omette questa evoluzione dal maschile al femminile, o viceversa. L'ermafrodito è figlio della mitologia greca, di Hermes, il furbo, e Afrodite, la bellezza. Tiresia, il veggente greco, che visse donna e poi uomo, mai sperimentando i due generi contemporaneamente, rovescia l'ipotesi biblica. Publio Ovidio Nasone, nelle Metamorfosi, elude il problema della priorità, trasfigurando nell'ermafrodito l'unione coniugale. In natura, il fenomeno del monoicismo, ossia della contemporanea presenza dei gameti maschili e femminili, è diffusa tra le piante. Per gli umani, la presenza di testicoli ed ovaie nello stesso soggetto è considerata malattia. Atteniamoci al tema e tra le ipotesi aderiamo a quella testamentaria. Dunque, da una costola d'uomo si plasmò la donna, una femmina, e che femmina! Adamo, vedendola, disse: «Ecco finalmente l'osso delle mie ossa, la carne della mia carne, questa sarà chiamata virago perché è stata tratta dall'uomo». Affermazione pertinente alla facoltà maschile del vir, se ne aggiungesse delle nuove per le quali l'uomo lascerà suo padre e sua madre. Presagio di un potere straordinario, di un'attrazione fatale. Nel paradiso vi era un frutto proibito. Adamo fu avvertito: «Nel giorno in cui ne mangerai, tu morirai». Eva, al momento, era inesistente. Da chi fu avvertita della presenza di un frutto speciale? Dal serpente, il più astuto di tutti gli animali della terra, e che, mentendo lusinga: «Si apriranno i vostri occhi e sarete come dei, avendo la conoscenza del bene e del male». Al momento, quindi, il bene e il male esistono, ma solo Dio ne ha conoscenza. Il serpente lo è con evidenza. Tuttavia Dio lo lascia agire e solo dopo il delitto per l'umana specie lo condannerà. Maledetto fra tutti gli animali e le bestie. Non c'è dato sapere se il serpente abbia tentato Adamo. Se l'ha fatto, non ha avuto successo. Gli argomenti che adduce, ragionandoci un po', non valgono la minaccia di morte del Signore Iddio. Cosa spinge Eva nella scelta? La curiosità filosofica? Leggiamo. Or la donna, vedendo che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi e bello all'occhio e gradevole all'aspetto, Eva è attratta dalla bellezza ed aspirando ad essa lo colse e ne mangiò. Entrando oggi
In un negozio Prada, la donna subisce la stessa fascinazione, vestendosi diabolicamente. Eva scoprì l'estetica, lo stile, la moda. Adamo inventò Eva, creata dal buon Dio, accettando di mordere la mela, di cedere alla sua tentazione, potente più del più abile serpente. Non a caso, nell'iconografia, la donna domina il serpente o il drago. Non lo teme, non la disgusta, lo ammansisce, novella regina, e non si condanni Adamo. Chi non avrebbe barattato un'astratta eternità per concreti attimi di beatitudine? La donna, in verità, è molto di più di vaga femmina. Offre assai più della felicità dell'italiana in Algeri di Rossini. Supera il ruolo testamentario. Moltiplicherò i tuoi affanni e le tue gravidanze, con dolore partorirai, per assurgere a figura prometeica, colei che ha un progetto. Ogni madre replica infinitamente, con protervia, superba e prodigalità, la prosapia, la schiatta di cui siamo provvisoriamente propagine. Giorgione, nella Tempesta, vide l'archetipo. Chi vide in lei una zingara, ne colse la forza prima, ferina, del nomade. Lo storico Salvatore Settis ipotizzò un'Eva allattante Caino ed Adamo, nel vigile soldato e Dio nel fulmine dilaniante l'orizzonte dell'Eden. Quindi la rappresentazione del Giorgione è tra un immanente e un trascendente che fu spezzato dalla mente, dal calcolo. Oggi diremmo dalla tecnologia, dalla realtà virtuale. La colonna tranciata lo può significare. Opera misteriosa, come la femmina raccolta attorno alla sua carne, immersa nel prodigio impenetrabile della natura. La donna enigma, sfinge paziente, integrata visceralmente nell'essere, alla ciclicità lunare, alla ruota della vita, fortuna, morte, rinascita. Proserpina incontenibile. Ceronetti suggerisce Casorati, un dipinto del 1925, conversazione platonica. Figure gelide, mute, in colloquio chiuso, lui dentro il borsalino nero, lei superbamente esposta, preclude ogni intimità. Lui, demiurgo in lutto, riflette. Ha concepito la generatrice di sogni, proibiti ancor più della mortale mela, di gelosie serrate, di fugaci de profundis. L'Itaca di Cavapis, regina ausiliorum, Penelope paziente, dimora consacrata, ma è Medea, Vindice, Medusa, la vigile, Vallì di Egon Schiele, che da musa ispiratrice morirà crocerossina al fronte, spezzata
dall'abbandono. Fragili fiori del male, cantate da Baudelaire, spezzabili ma mai sconfitte, convalescenti di pietra con Arturo Martini, satanamente irridenti con Félicien Rops. Se tace, Raffaello la dipinge in severa attesa, se canta è richiamo mortale. Inascoltata, l'uomo isolato viene divorato dall'ira. Così fu per Aiace, suicida, sordo al memento voluptatem di Tecmessa, schiava in amore. Adamo, somigliante a Dio, concepì un essere che, come con lui Dio, scelse per identità. Tuttavia, l'uomo artefice restò nell'immanenza. La donna serse a principio divino e con il Signore colloquia con comprensibile esitazione. Un'ultima immagine, l'annunciazione del lotto. Osserviamo lei, le mani aperte, lo sguardo interrogante. Il messaggio le è chiaro, però par domandare. Vorrei capire. Ora un seducente giovane appare all'improvviso, afferma che dovrei redimere chi ho partorito e partorirò con dolore. Il serpente suggerì senza adulare e quest'angelo dal ciel caduto mi offre un fiore? Che dici? Mi devo fidare? Dall'alto un Dio imperioso si piega nell'ascolto e a mani giunte implora: accogli per carità. E con quella cristiana concludiamo l'escursione. In un'angusta cella l'eterna Dea soccorre, offrendo il latte materno a chi potrebbe esserle padre. Se l'uomo inventò la donna, lo fece in ferie sexta, nel sesto giorno, prima del riposo, nel venerdì, dies veneris.